centro ad Olo, stanotte 4 banditi hanno usato l'auto come ariete per entrare nella gioielleria Danieli, portare via gioielli, almeno 100.000 euro il bottino, tanta rabbia da parte del titolare. Rapina in pieno centro anche a Treviso, colpita la farmacia di Calmaggiore dove si è recato in visita anche il sindaco Mario Conte, le farmaciste minacciate con una pistola. Porto Tolle affonda un'imbarcazione, si cerca un disperso, l'allarme è lanciato all'alba da una guardia giurata e mobilitazione generale alla foce del grande fiume. Stava facendo il bagno il turista padovano di 64 anni annegato nelle acque di Vieste, inutile la disperata ricerca di aiuto da parte della moglie. Un cadavere ritrovato nella notte al Lido di Venezia è quello di una donna di 67 anni. Potrebbe essere un gesto estremo, ma non si esclude nemmeno la caduta accidentale. Le indagini sono in corso. West Nile, primi 2 casi dell'estate, ricoverati in ospedale a Schiavonia, 2 anziani residenti nella bassa padovana e torna alta l'allerta. Domenica prossima il Cansiglio ospiterà la consueta festa annuale dei Trevisani del Mondo. Da oltre 30 anni un appuntamento con la storia di tante famiglie, la diretta di Antenna 3, a partire dalle 10. Il telegiornale del Veneto, buonasera, ben ritrovati. La cronaca in apertura con il furto alla gioielleria Danieli nella notte in pieno centro ad Olo. Tanta rabbia, disperazione anche a tratti del titolare Marco, arrivato subito dopo che è scattato l'allarme. Lo ascoltiamo. Avevamo dei pezzi importanti in vetrina che sono stati portati via tutti e poi all'interno hanno rotto tutte le vetrine di vetro e hanno portato via ulteriori gioielli e indicativamente non saprei dire, penso dentro la mia testa attorno ai 100.000 euro. È il mio figlio, io l'ho aperto quando avevo 21 anni il negozio, sono partito senza niente, solo con debiti e quindi è logico che hanno preso parte di me. Ecco. Lotteremo, nel senso mi rimboccherò le maniche come ho sempre fatto. Sono le 3 del mattino quando un'auto, una Panda, tenta prima di sfondare la porta, poi la vetrata antisfondamento e alla fine riesce a scardinare la porta, il muro divelto. Entrano in 3, forse 4. È notte ma siamo in pieno centro, l'allarme scatta ma i banditi riescono a fuggire con il bottino a bordo di un'altra automobile scura. Parla Marco, gioielliere da 25 anni, da 5 qui in Piazza Cantiere. E io sono arrivato poco dopo e la vicina ha preso anche molta paura, ha chiamato anche lei i carabinieri e tutto, ormai nel frattempo erano già andati via e siamo stati fortunati che non sono entrati persone con pistole, con armi, e quindi è successo di notte che noi non c'eravamo. L'occhio sempre attento ai clienti, diverse le chiamate fatte da Marco in questi anni alla vista di gente sospetta. Il furto nell'isola pedonale dove sono diversi i locali aperti anche fino alle 3 di notte, sciarpe, giubbotti, volti travisati. Queste le immagini restituite dalle telecamere di videosorveglianza. Immagini ora nelle mani delle forze dell'ordine, stanno indagando i carabinieri. Il bottino potrebbe aggirarsi intorno ai 100.000 euro. Oltre alla refurtiva, danni anche al negozio, alle vetrine. Ripartire sarà dura. Ho molta rabbia e ci devono essere delle leggi molto più severe. E dopo è logico, non fanno nulla quando vengono uccise le donne, non vengono uccisi bambini, e viene fatto poco, sono protetti, fra 2 giorni, fra 3 giorni, fra un mese li prendono forse. Poi cosa vengono liberati subito, quindi tanto lo sappiamo tutti, è il rischio del nostro lavoro, è il rischio ormai di qualunque cittadino italiano, perché tanto non siamo protetti né qua né a casa né in nessun posto. Vince la delinquenza. La seconda rapina invece è a Treviso, nella centralissima Calmaggiore, pistola puntata contro la farmacista. Sindaco, buongiorno, è venuto a portare la solidarietà della città. Certo, questi sono episodi che non siamo abituati a viverli e non vogliamo abituarci. La vicinanza di tutta la città alle 2 farmaciste vittime ieri della rapina nel cuore di Treviso. L'azione, con quella che è sembrata la pistola scoperta da un calzino di un lupo solitario, verso le 14:30, raccontata così da una delle 2 protagoniste. È semplicemente entrato, ha fatto il giro del bancone, ha puntato la pistola, mi ha detto dammi i soldi. Gli ho detto prenditeli, no dammeli tu, glieli ho dati. Io ero anche abbastanza tranquilla, non so se poi è carattere o magari non realizzazione di quello che stava, di quello che stava succedendo, però ero tranquilla. E adesso?
sono uguale, sono veramente tranquilla uguale, nel senso non è cambiato niente per quanto mi riguarda. Ho continuato a lavorare anche ieri dopo che è successo, quindi non... Giovane di media altezza, italiano ma senza accento veneto, si è presentato con berretto ed occhiali neri come un qualsiasi turista. Sembra che abbia atteso il momento in cui la farmacia non aveva altri clienti e quindi probabilmente era qui fuori che passeggiava, attendeva il momento buono per entrare in una condizione ideale per non creare più di tanto confusione o allarmismo. Quanto ha portato via, che avete contato più o meno? Sui 500-600 euro. Poi un particolare che rende inusuale l'azione. Mi ha ringraziata e poi è andato via. Ah, proprio anche ha detto grazie? Sì, mi ha detto grazie e poi è andato via. Inusuale anche per la selva di telecamere che l'hanno ripreso, immagini ora nelle mani della polizia per le indagini. Stiamo lavorando in sinergia con la questura e con i carabinieri, insomma lasciamoli lavorare, diciamo che le modalità sono abbastanza così strane per una rapina, nel senso che a volto scoperto, in pieno centro, su una zona che è davvero piena di telecamere, però evidentemente la disperazione di questa persona l'ha portata a fare questo gesto. Per il sindaco comunque un caso isolato. Continuiamo a vivere in una città assolutamente sicura, episodi come questo non vanno bene e dobbiamo lavorare perché non avvengano, però poi non dobbiamo nemmeno farci prendere al panico nel momento in cui un disperato fa questo tipo di azione. È un fatto isolato, grave, ma resta isolato. E poi c'è la rapina messa a segno il 29 maggio del 2023, siamo a Castelnuovo del Garda nel Veronese, rapina ai danni di 2 anziani, ci sono 5 arresti, sono 5 uomini di età compresa tra i 20 e i 72 anni residenti in Sicilia. Nel Bresciano la coppia fu aggredita e mobilizzata e imbavagliata da 6 banditi, gli arresti sono stati compiuti dai carabinieri di Peschiera del Garda e Brescia. Il provvedimento di custodia cautelare in carcere segue quello fatto dall'Arma lo scorso 8 di aprile ad uno dei malviventi che fu individuato poco dopo il colpo. La cronaca giudiziaria, uccise a coltellate un 17enne condannato a 10 anni di carcere per omicidio volontario, oltre al pagamento di 310.000 euro di provvisionali ai familiari. Oggi pomeriggio in tribunale a Treviso la sentenza per l'omicidio di Aymen Ben Ameur, ucciso l'11 maggio del 2023 a Varago di Macerata da Elia Fiorindi, ora 19enne, riconosciute al giovane le attenuanti generiche, è stata tolta l'aggravante della minore età della vittima e il pubblico ministero aveva chiesto la condanna a 12 anni. Questa mattina è identificata la persona recuperata senza vita mercoledì sera poco prima delle 23 in Riviera San Nicolò. Siamo al Lido di Venezia ed è giallo. È di una donna veneziana di 67 anni, residente nel sestiere di Castello, nella zona di via Garibaldi a Venezia, il corpo senza vita affiorato mercoledì sera poco prima delle 23 dalle acque della laguna in Riviera San Nicolò al Lido di Venezia. Il recupero da parte di un gruppo di ragazzi in barchino che, mentre transitava nella zona Hotel Russo Palace e Hotel Villa Mavapa, ha visto improvvisamente davanti a sé una strana sagoma in acqua e, dimostrando grande civiltà e tempismo, si è subito fermato per prestare aiuto e soccorso. Per i rilievi stanno procedendo gli agenti della polizia locale. Sul porto sono arrivati mercoledì sera carabinieri, capitaneria di porto e vigili del fuoco. Oltre alla polizia locale, recuperato il corpo, si è capito purtroppo subito che la donna era già morta, probabilmente per annegamento, e quindi sono iniziate le procedure per l'identificazione della vittima. Potrebbe essere stato un gesto estremo a provocare la morte oppure una caduta accidentale. Al momento non si può escludere alcune ipotesi. La donna, vedova, viveva da sola a casa. Le 2 figlie, che ieri non erano riuscite a contattarla, oggi hanno tentato di mettersi nuovamente in contatto con lei. Non riuscendovi, stamattina si sono presentate alla polizia locale per fare denuncia. Alcuni elementi descrittivi coincidevano con il ritrovamento del cadavere di poche ore prima, quindi in obitorio è avvenuto il riconoscimento della povera vittima.
Siamo nel comune di Portotollo, in corso da stamattina la foce del Po di Pila le ricerche di una persona che risulta dispersa. L'uomo è stato visto inabissarsi con una piccola imbarcazione da una guardia giurata che ha dato l'allarme chiamando i vigili del fuoco. I pompieri hanno cercato per tutto il giorno con personale di terra, imbarcazioni dotate di sonar, sommozzatori da Venezia e da Vicenza. Sul fiume si è alzato in volo anche l'elicottero Drago 149, sul posto anche Polizia di Stato e Carabinieri, ma fino ad ora le ricerche non hanno dato purtroppo esito positivo. Un turista padovano di 64 anni è morto oggi mentre faceva il bagno in mare con la moglie a Vieste. Stando alle prime informazioni della Capitaneria di Porto intervenuta, l'uomo era in acqua e con la moglie in località Punta delle Sirene. A fine lungomare Mattei stava nuotando quando, secondo quanto riferito dalla donna, il mare si è ingrossato. Ad un certo punto la donna ha perso di vista il marito e, raggiunta la riva, ha iniziato a chiedere aiuto al bagnino. Sono intervenuti anche gli uomini della Capitaneria di Porto che hanno perlustrato la zona. Dopo circa 20 minuti il corpo è stato avvistato da un bagnino ad 1 miglio dal punto in cui stava nuotando. Personale del 118 e un medico dell'Ali Soccorso hanno tentato di rianimare l'uomo per una quarantina di minuti prima di dichiararne il decesso. La sanità con i primi 2 casi di West Nile, virus trasmesso dalle zanzare, colpiti 2 anziani che vivono nella bassa padovana. Come ogni estate tornano i casi di virus West Nile, il virus trasmesso dalla zanzara comune. I primi 2 casi registrati in Veneto arrivano dalla bassa padovana, 2 anziani di 73 e 86 anni che sono stati colpiti da meningoencefalite e sono ricoverati nel reparto di neurologia all'ospedale di Schiavonia. È un dato che non ci sorprende in quanto già da un paio di settimane erano stati registrati nella parte sud della regione del Veneto delle zanzare con il virus, quindi trovando zanzare con il virus era verosimile pensare che alcune di queste potevano pungere soggetti fragili che manifestavano poi sintomi di malattia. È il caso appunto di queste 2 persone ricoverate con sintomi neurologici. Nella maggioranza dei casi il virus West Nile non ha sintomi che invece si manifestano nelle categorie più fragili. Le condizioni di salute degli anziani attualmente ricoverati sono stabili. Essendoci le zanzare infette, quello della protezione personale con i repellenti, le maniche lunghe, i colori chiari e la zanzariera se si dorme la sera con le finestre aperte sono sempre le indicazioni fondamentali per proteggere la propria salute. Per evitare di essere punti dalle zanzare ci sono regole semplici come usare repellenti e vestirsi con abiti che coprono braccia e gambe se si esce dopo il tramonto o se si frequenta luoghi come orti dove le zanzare sono molto diffuse. In casa dotarsi di zanzariere e svuotare sempre sottovasi e ciotole di animali dove resta l'acqua stagnante. La morte all'abbazia di Vidoro, il giallo della morte di Alex Marangon, sul quale si spera che i prossimi accertamenti tossicologici possano fare chiarezza, esami sofisticati in grado di individuare la presenza di qualsiasi sostanza anche a distanza di tempo, come spiega il professor Deitos, presidente della Scuola di Medicina dell'Università di Padova, che abbiamo sentito. Il mistero della morte di Alex Marangon. A giorni verranno effettuati gli esami tossicologici per accertare se il 25enne di Marcon avesse assunto qualche sostanza durante il rito sciamanico, un accertamento importante che potrebbe rivelarsi fondamentale per sapere cosa sia accaduto all'abbazia di Vidoro la notte tra il 29 ed il 30 giugno scorsi. L'autopsia non ha escluso nell'ipotesi di omicidio, riscontrando lesioni compatibili con il pestaggio nella pista della caduta accidentale, ed anche gli accertamenti sul luogo non hanno portato all'individuazione di elementi che consentissero di capire con certezza cosa sia successo. La famiglia di Alex Marangon si è affidata a Donata Favretto, esperta tossicologa forense dell'Università di Padova, ex componente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, una delle massime esperte in questo tipo di indagini. Accertamenti tossicologici in grado di individuare le sostanze anche a distanza di diverse settimane, come in questo caso. Gli strumenti oggi della patologia forense sono molto complessi, molto sofisticati, quindi si tratta di analisi molecolari, tossicologiche, che certamente consentono di ottenere le informazioni necessarie. Tenete conto che i liquidi sono stati prelevati nel momento poi in cui i colleghi, credo sia il dottor Forlaneto, abbia svolto appunto l'incarico peritale. Quindi direi di sì. Quindi anche nel caso di una sostanza di origine naturale come l'ayahuasca?
Certamente, qualunque sostanza può essere determinata, cercata e determinata. Avevano dato il patrocinio ad un dibattito a tema sociale, salvo poi ritirarlo quando hanno scoperto che avrebbero partecipato ad una manifestazione antifascista della CGIL. È il caso dei comuni di Belluno e Feltre che in merito alla vicenda si sono appellati alla poca chiarezza nella comunicazione. Deve essere stata una bella sorpresa, o forse non bella, ma di certo una sorpresa, quella dei sindaci di Belluno e Feltre quando hanno visto sul manifesto della pastasciutta antifascista di oggi, organizzata dalla CGIL, il logo dei rispettivi comuni come patrocinio all'evento. Fulmineo il dietrofront: abbiamo concesso il patrocinio relativamente al convegno Benessere e Qualità della Vita, fa sapere il sindaco di Pellegrini in una nota pubblicata a mezzo stampa, riferendosi alla tavola rotonda a tema sociale prevista per oggi alle 16, a cui erano stati invitati i due primi cittadini, e aggiunge: non ci è stato detto nulla della cornice in cui il dibattito era inserito. A fargli eco il comune di Feltre, che ha definito fuorviante l'uso del logo dell'amministrazione nella locandina della giornata. Dibattito sì, pastasciutta antifascista no, in sintesi. Alla fine nessun rappresentante politico ha partecipato al dibattito e da De Pellegrin resta una nota di amarezza nell'accusa di strumentalizzazione continua di qualsiasi tema potenzialmente divisivo. Non si fa attendere la risposta del sindacato. Noi non abbiamo assolutamente strumentalizzato nulla. Per noi era normale invitare i sindaci al convegno che organizziamo in questa giornata e nella relazione era specificamente indicato in quale giornata si teneva il convegno, che è la giornata del 25 di luglio in cui si ricorda la caduta di Mussolini e purtroppo la tragedia della famiglia Cervi voluta dal fascismo. Un fuoco incrociato che all'origine vede probabilmente un malinteso. Certo è che si tratti di un tema, l'antifascismo, da sempre sensibile all'interno delle alleanze di centrodestra, così come è vero che l'appuntamento cada in una data tutt'altro che casuale per chi conosce la storia. Resta il fatto che per De Pellegrini il tema sociale avrebbe meritato il supporto di tutti e non, come riporta la nota, essere assimilato ad altre iniziative denegatamente associabili a battaglie di parte e non debba perciò subire derive ideologiche. Forse dimentico della tutela sancita costituzionalmente della lotta e ripudio a ogni forma di fascismo. Conto alla rovescia per le Olimpiadi di Parigi, il via domani con la cerimonia di apertura ed è attesa per i 32 atleti veneti. Tutto è pronto a Parigi per la cerimonia d'apertura della 33esima edizione dei Giochi Olimpici. Occhi puntati sui 32 atleti veneti in gara, dal nuoto al ciclismo, dall'atletica alla pallavolo. La provincia maggiormente rappresentata a Vicenza con ben 12 campioni impegnati nelle competizioni. A seguire Verona con 7 atleti, 6 per la provincia di Padova, 3 per Venezia e Treviso e un atleta per il Rodigino. La parte del leone la fa sicuramente l'atletica con 11 rappresentanti, tra loro la vicentina Elisa Molinarolo per il salto con l'asta, ma possiamo inserire tra loro anche Marcel Jacobs, Marco Tamberi e Larissa Iapichino che gareggeranno per le Fiamme Oro di Padova. Grandi aspettative anche dal nuoto con la campionessa montebellunese Margherita Panziera e il collega vicentino Thomas Ceccon, già argento e bronzo ai Giochi Olimpici di Tokyo nel 2022. Per quanto riguarda il ciclismo, attesa per la terza Olimpiade di Elia Viviani con i suoi 35 anni tra gli atleti più maturi di questa manifestazione. Non dimentichiamo poi la pallavolo con Paola Egonu tra le file della nazionale femminile, e se poi volessimo allargare il quadro, impossibile non menzionare la divina Federica Pellegrini, la pluricampionessa di nuoto di Spinea, a Parigi come membro del Comitato Olimpico Internazionale. A Mestre ora, dove oltre 1 migliaio di agricoltori, 1500 secondo gli organizzatori, sono scesi in piazza oggi per chiedere misure incisive da parte della regione contro il proliferare della fauna selvatica nel territorio che mette a rischio gli allevamenti, soprattutto caprini e ovini. Secondo i dati citati dall'organizzazione agricola, tra il 2020 e il 2021 ci sarebbe un bilancio di quasi 1000 animali predati l'anno tra capi morti, feriti e dispersi. Ricordando altri dati illustrati nel corso della recente fiera Agrimonte, Coldiretti ha detto che il Veneto è oramai popolato dai lupi, diffusi in oltre il 20% del territorio regionale, almeno con 15 branchi. Domenica prossima si sale in Cansiglio perché sarà ospitata la consueta festa annuale dei trevisani nel mondo. Da oltre 30 anni un appuntamento con la storia di tante famiglie che hanno visto i propri cari partire. Un evento che Antena 3 seguirà in diretta a partire dalle 10. Mamma mia, dammi
dammi 100 lire che in America voglio andare. Si tornerà su questo spiazzo della Chiesetta sulla Piana per celebrare domenica prossima il 31esimo appuntamento in Cansiglio con i trevisani nel mondo. Una festa dell'emigrazione trevigiana e veneta che Antenna 3 trasmetterà in diretta. Una giornata intensa che inizierà con la mostra itinerante che racconta la nostra immigrazione dalla porta accanto. Le esperienze di chi è partito con le valigie di cartone non a catar fortuna come chi ha preso il piroscafo da Genova per le Americhe, ma il treno per Latina per la sarda Arborea. Coloni, questa è la loro definizione, che hanno ricreato spicchi trevigiani e veneti in altre parti d'Italia. Una mostra allestita nell'area dell'ex San Garnato, oggi Veneto Agricoltura, e che sarà visitabile sin dalla mattinata di domenica, dove dalle 10 ci collegheremo per sentire le voci degli emigranti che puntualmente ogni anno tornano in Cansiglio da tutto il mondo. Alle 10.15 inizierà lo sfilamento dei labari delle sezioni, mentre su un altare allestito appositamente dalle 10.30 il vescovo di Vittorio Veneto, Monsignor Corrado Pizziolo, celebrerà la Santa Messa. Poi sarà la volta delle autorità presenti, partendo dal presidente dell'associazione Franco Conte. L'immigrazione di ieri guardando l'immigrazione di oggi, con tanti nipoti e pronipoti veneti che dall'America Latina stanno chiedendo la cittadinanza italiana per poter emigrare a loro volta in Italia. Un fenomeno con l'immigrazione soprattutto dall'Africa che non può essere gestito solo dai comuni o dalla regione. Per questo ancora una volta dal Cansiglio si alzerà la voce dei nostri emigranti perché la loro esperienza all'estero sia da guida ai nostri politici e amministratori per una corretta immigrazione in Italia. Era il nostro ultimo servizio, il telegiornale del Veneto termina qui, dopo di noi TG Venezia. Grazie per essere stati in nostra compagnia, arrivederci.